Un nuorese al Parlamento europeo come decano della conferenza sul futuro dell'Europa è il signor Celestino Addari, cartolaio 85enne del capoluogo che dopo una breve esperienza in Francia ha trascorso la sua vita a Nuoro e che è stato uno dei 200 italiani estratti a sorte per partecipare in presenza a uno dei 4 panel della conferenza sul futuro dell'Europa, prima a Strasburgo e poi a Varsavia. 2 appuntamenti in cui i cittadini europei di tutti gli stati e di tutte le età si possono confrontare su come vogliono la futura Unione Europea, portando proposte concrete che saranno poi valutate dalle istituzioni. Si è parlato di un sacco di cose. Innanzitutto mi hanno chiesto per me cosa voleva dire l'Unione Europea. E l'ho fatto, ma noi lo sappiamo, ce l'abbiamo scritto sulla nostra bandiera della Sardegna, Forza Paris. Avanti assieme, ma ho detto avanti assieme, non uno dietro l'altro, uno a fianco all'altro. Un'esperienza in cui il signor Celestino Addari, dopo le prime perplessità, si è tuffato come un ventenne, recandosi da solo per il weekend a Strasburgo con un viaggio di 16 ore e con le idee ben chiare sui temi in oggetto. In Sardegna ci sono molta gente, anziani dei paesi, che sono malati e non possono andare dal medico, o perché non ci sono mezzi locomotori, o perché delle volte mancano i mezzi finanziari. Allora, è una cosa fattibile organizzare dei pulmini sanitari e far visita, il medico va dal malato, quello telefona, mi sento male, quindi dopodomani veniamo, costa pochissimo.